Sempre in ambito del programma a valere sul regolamento comunitario 611 del 2014, di cui è beneficiaria l'AOP Associazione Olivicola Cosentina con sede in via Cesare Marini 19 di Cosenza, di cui sono il responsabile tecnico, sempre in ambito, come dicevo, di questo progetto, con l'attività di formazione in diretta e di comunicazione agli agricoltori e non agricoltori della provincia di Cosenza, siamo in Agro di Rende, dove già dal 2006 nell'azienda Aiello abbiamo iniziato la nostra attività non solo divulgativa ma anche formativa e soprattutto attività diretta al miglioramento della qualità della produzione dell'olio d'oliva. Gli interventi fatti nel ormai lontano 2006 in questo uliveto secolare, tisetaneo, sono, come ben potete vedere, la ricostruzione e il ripristino di muretti a secco che originariamente e tradizionalmente venivano a essere usati per il contenimento del piede dell'olivo in aree scoscese come queste, per mantenere non solo l'olivo ma tutto quanto era il terreno vicino al piede stesso. Stamani, dopo la pulizia del piede della pianta, passiamo alla potatura di una pianta secolare in cui vengono utilizzati come attrezzature delle trince e in sicurezza una motosega a scoppio. L'operatore esperto direttamente sull'albero sta eliminando le ricrescita spontanea interna in modo da rendere la pianta maggiormente areata e facilmente adattabile alla raccolta meccanica. La potatura viene ad essere realizzata e messa in atto in questo periodo, che è il periodo di riposo vegetativo della pianta, appena dopo la raccolta. Gli scarti della potatura vengono raccolti a terra e messe nelle aree centrali del sesto d'impianto. Dopodiché, con un attrezzo che si chiama trincia, vengono ad essere trinciati in modo da essere ridotti in materiale estremamente sottile e fine e di rimanere sul terreno come una sorta di concime. Questo non solo per le nuove tecniche che vengono ad essere utilizzate per una agricoltura sostenibile, ma anche nel rispetto delle norme PMPF emanate dalla Regione, che impedisce, con molta attenzione alle cose, la bruciatura degli scarti della potatura. Ora, completata l'operazione di potatura, l'addetto sistema al centro del sesto d'impianto tutti i residui, così con l'attrezzo che viene ad essere chiamato trincia, che non è altro che un asse rotante con martelli o mazzi, in questo caso sono le mazze, provvede a trinciare tutto il materiale che risulta, riducendolo in poltiglia finissima che rimane sul terreno, sia allo scopo di migliorare la concimazione, la funzione di concimazione del terreno, che a migliorare la pratica dell'inerbimento, pratica fondamentale soprattutto per le ultime considerazioni scientifiche. Infatti l'inerbimento è quella pratica che consente di mantenere il terreno pulito, quella costituzione del cotico erboso che favorisce l'assorbimento del materiale dei concimi e del materiale a funzione dello sviluppo vegetativo della pianta stessa. Inerbimento che viene ad essere favorito anche dall'applicazione del PSR della Regione Calabria. Infatti le aziende che hanno produzione plurisecolare come gli oliveti possono accedere alla misura 1.1, meglio alla misura 10 1.1, che è quella che garantisce un contributo ad ettaro proprio per il fatto di mantenere l'inerbimento sul terreno. Dopo la potatura e in questo periodo, alla ripresa vegetativa, questo periodo siamo nel periodo di riposo vegetativo, si mette in atto la pratica della concimazione, dando al terreno
gli elementi che vengono ad essere consumati per la produzione, tenendo presente che l'azienda rispetta il disciplinare integrato della regione Calabria, non possono essere superati i 55-60 kg di azoto ad ettaro, considerando una produzione di 90 quintali di olive ad ettaro. Il concime viene ad essere somministrato tramite un attrezzo di imbuto che viene chiamato spandiconcime, che percorrendo l'oliveto in modo corretto ad una giusta velocità spande il concime coprendo tutta l'area olivetata. In questo caso si sta usando un concime ternario 11, 22, 16, che sono le sostanze azoto, potassio e fosforo necessarie al sviluppo vegetativo, al corretto sviluppo vegetativo. Sempre nell'ambito del programma di cui è beneficiaria l'OP, l'Associazione Olivicola Cosentina, a valere sul regolamento comunitario 611 del 2014, in questo momento stiamo mettendo in atto la irrorazione delle piante con prodotti a base di rame, meglio, in questo caso viene usato osso crudo di rame a concentrato al 50%, con un utilizzo di mezzo chilo per ogni 100 litri di acqua, per come è previsto e consentito dai regolamenti. Assieme al rame ci sono dei microelementi. Perché in questo periodo e perché questo trattamento? In questo periodo perché siamo a fine della raccolta e diciamo ad inizio della potatura. Il trattamento viene ad essere utilizzato a fine della raccolta proprio per consentire di mettere in atto l'attività di disinfezione dei traumi subiti dalla pianta a causa della raccolta meccanica, con l'utilizzo di pettini e di scuotitori portati, che determinano delle piccole rotture che sono dannose proprio per la pianta stessa, in quanto possono essere veicolo di infezione. Operazione che viene ripetuta dopo la potatura sempre per la stessa causa e successivamente viene ancora ripetuta dopo la seconda settimana di febbraio contro gli attacchi di occhio di pavone e di tignola. La messa in atto viene realizzata tramite l'impiego di una trattrice gommata che porta una botte irroratrice che in questo momento sta funzionando con l'impiego degli ugelli irroratori. Successivamente faremo vedere l'utilizzo della lancia, in modo che la chioma viene ad essere completamente disinfettata e con l'uso della lancia si ha la possibilità di bagnare bene ed internamente la pianta. Sistemato in modo corretto nei pressi della pianta alla giusta pressione, viene ad essere irrorata la pianta internamente con l'impiego della lancia. Questo proprio per garantire il completo bagnamento di tutto il volume di chioma. Ecco, come ben si può vedere, è cura e attenzione dell'operatore a bagnare completamente il volume di chioma, soprattutto nell'area interna dove è già stata messa in atto una leggera potatura. Vedete la facilità della messa in atto dell'operazione e soprattutto la rapidità stessa. Il tutto finalizzato nell'ambito della misura 2B nell'applicazione pratica di un disciplinare di produzione che, per quanto riguarda l'Associazione Olivicola Cosentina, è un disciplinare ecosostenibile, quindi con il minor uso di chimica e il meglio impiego delle sostanze e dei prodotti naturali, quale
può essere il rame, sempre nel rispetto del disciplinare, senza che poi vengano ad essere superati i limiti consentiti dalla legge, che sono di 8 kg di rame ettaro. Naturalmente tutte le operazioni culturali, proprio per la dimostrazione dell'attenzione, dell'applicazione corretta del disciplinare, vengono ad essere registrate su un quaderno che è il quaderno di campagna ad uso di tutte quante le aziende, quaderno necessario soprattutto in relazione alla domanda unica, dove si va a dimostrare la ecocompatibilità e il mantenimento della stessa, in riguardo ed in relazione alla condizionalità imposta dalla Comunità Europea. Questa operazione sarà quindi ripetuta tra 15 giorni sempre su questo livello e poi verrà ripetuta a fine mese, a fine del mese di febbraio, nel caso siano presenti sviluppi di infezione dovute all'occhio di pavolo o alla tignola. La OP con questa attività è fortemente convinta che la divulgazione, quindi la messa in atto di tali attività e quindi la divulgazione di quanto fa con le operazioni culturali, i consigli che vengono ad essere distribuiti, diffusi su tutto il territorio tramite l'elemento televisione, tramite l'ausilio del mass media televisivo, è convinta, certa e sicura di creare un interesse verso l'olivicoltura e soprattutto un interesse verso un patrimonio che è di notevole importanza per tutta la nostra regione. Amici, benvenuti ad una nuova puntata di Coltiviamo Futuro, la rubrica di approfondimento sull'agricoltura, il mondo agroalimentare e soprattutto le opportunità del mondo non solo agricolo, curata da Feder Terziario Agricoltura. Ebbene, oggi proprio per parlare di opportunità e soprattutto per parlare di giovani, è con noi la dottoressa Anna Rita Lazzarini, che ringrazio per essere venuta con noi, che è la responsabile di Garanzia Giovani Calabria. Vogliamo proprio affrontare quello che è l'opportunità che dà Garanzia Giovani, ma soprattutto la domanda che può incuriosire i nostri telespettatori è come può un programma come Garanzia Giovani accorciare le distanze tra i giovani e il mondo del lavoro? Innanzitutto grazie per l'invito. Garanzia Giovani è un programma finanziato con fondi comunitari e ha l'obiettivo di aiutare i giovani ad entrare nel mondo del lavoro o eventualmente a rientrare qualora fossero fuoriusciti. Garanzia Giovani è un programma che si articola in diverse misure che spaziano dall'orientamento alla formazione, alle attività di tirocinio e di autoimpiego. Proprio in quest'ambito, soprattutto sia le attività di autoimpiego e di tirocinio, cioè come può il giovane, cioè come vengono sviluppate questo tipo di attività? Allora, il giovane che aderisce al programma Garanzia Giovani o anche semplicemente iscritto al centro per l'impiego competente territorialmente avrà la presa in carico da parte dell'operatore del centro per l'impiego e un primo orientamento finalizzato ad individuare quali sono i punti di forza e i punti di debolezza ed eventualmente indirizzare il giovane verso le misure che più si ritiene siano necessarie per l'inserimento nel mondo del lavoro. Una volta fatto l'orientamento di primo livello presso il centro per l'impiego regionale, il giovane potrà essere avviato anche ad attività di tirocinio, quindi vere attività on the job, per farsi conoscere dalle aziende presenti sul territorio. Viceversa, il giovane che avrà invece una propensione all'attività di autoimpiego verrà indirizzato verso la misura 7.1, che è una misura di formazione che accompagna il giovane nella redazione del piano imprenditoriale, che verrà poi finanziato da altre misure rientranti nel programma Garanzia Giovani o altre misure regionali o nazionali.
Esatto, proprio su questa misura noi abbiamo dedicato anche qualche puntata che era quella di Yes Startup, e so che sia la parte del Dipartimento che si occupa di garanzia giovani è a stretto contatto per quanto riguarda lo sviluppo di questa misura. Certo, questo è un quadro per i giovani che consente di capire anche qual è la propria strada, soprattutto anche una linea di indirizzo verso quello che può essere una forma di impiego nel mondo del lavoro attraverso la collaborazione con aziende, oppure anche la possibilità di capire se un giovane può diventare un nuovo imprenditore. Quindi da questo punto di vista possiamo dire che le politiche attive regionali, quindi la Regione Calabria sta investendo molto in questo programma, ma soprattutto, visto che si parla di giovani, di quali giovani? Perché Garanzia Giovani solitamente nell'immaginario collettivo è legata agli under 30, ma è così oppure come si sta sviluppando adesso la misura? Aggiungo un'ultima domanda, e anche magari noi qui ci occupiamo di agricoltura, può il mondo dell'agricoltura e i giovani che si occupano di agricoltura usufruire di Garanzia Giovani? Allora, il programma Garanzia Giovani ha una dotazione finanziaria corposa, si tratta di 60 milioni di euro finanziati da ANPAL, dal Ministero quindi del Lavoro, ai quali si affiancano anche le dotazioni finanziarie regionali ricadenti nel POR. Quindi stiamo parlando di un programma che ha una dotazione finanziaria molto importante. I giovani coinvolti nel programma, sia quello diciamo così, regionale che ministeriale, solo nell'attività di tirocinio sono stati oltre 11.000, molti dei quali poi hanno visto trasformarsi il contratto di tirocinio in un vero e proprio contratto di lavoro. Molti dei giovani, oltre un centinaio, hanno riguardato proprio il settore dell'agricoltura, quindi certamente il programma è un programma che spazia in tutti i settori produttivi e quindi dà anche la possibilità al settore agricolo di accedervi. Naturalmente anche nella misura dell'autoimpiego la stessa cosa, e anche nella misura di accompagnamento al lavoro, quindi tutte le tipologie contrattuali sono finanziate sia come misure di accompagnamento al lavoro che come contributi riconosciuti in capo a delle aziende che procedono ai contratti di assunzione. Il programma, come dici tu, è sempre associato a quelli che sono i giovani, quindi under 30. In realtà la Calabria ha avuto la possibilità di estendere il proprio target agli under 35. Quindi non abbiamo più solo i ragazzi che non studiano, che non lavorano, che non hanno un contratto di lavoro, ma abbiamo anche la possibilità di finanziare misure di politica attiva in favore di quei soggetti che studiano, che lavorano, che hanno comunque un contratto di lavoro tale da consentire loro il mantenimento dello status di disoccupato e quindi rimanere iscritti al centro per l'impiego. Addirittura noi finanziamo delle misure rivolte proprio anche a soggetti titolari di partita IVA, quindi soggetti che hanno un'attività, ma l'obiettivo che sicuramente è centrato è anche la possibilità di dare ai giovani che studiano, quindi che stanno facendo un regolare percorso di studi, di associare anche attività che siano di formazione o che siano... E che poi possano offrire quindi uno sbocco nel mondo del lavoro. Uno sbocco occupazionale, certamente. Ecco, forse il limite quando si sentiva parlare di Garanzia Giovani era quello che fosse dedicato solo ai cosiddetti NEET, quindi a quella categoria di giovani che comunque avevano interrotto o concluso il percorso di studi ma ancora non erano nelle condizioni di poter accedere al mondo del lavoro, quindi possiamo dire che questa forma nuova di politica attiva del lavoro ha ampliato lo spettro, soprattutto in una regione in cui spesso anche chi si trova a cercare lavoro o ad avere la volontà, la voglia di avviare una nuova impresa, una nuova attività, è in quella fascia di età o ha comunque un bagaglio di competenze che è un target forse un po' diverso da quello che erano inizi precedentemente. Certamente poi il programma comunque si deve adattare anche a quello che è un mercato del lavoro estremamente dinamico,
Quindi comprendere che i giovani o diciamo così i meno giovani entrano nel mercato del lavoro, ma ahimè spesso ne fuoriescono. Quindi la possibilità di riposizionarsi nel mondo del lavoro con una riqualificazione del personale, quindi delle proprie competenze professionali, soprattutto in questo periodo di emergenza del Covid. Abbiamo visto che molte aziende ahimè hanno chiuso. Nonostante ci sia oggi il blocco dei licenziamenti, sappiamo benissimo che presto questo blocco finirà e ci saranno molti soggetti che avranno necessità di ricollocarsi e quindi di riqualificarsi. Quindi in quel caso i giovani possono, io tendo a dire giovani perché insomma under 35 ci sta benissimo. Assolutamente. Per alcune misure anche della Regione Calabria, noi ci occupiamo dell'agricoltura, siamo arrivati anche agli under 46, sono considerati giovani, quindi assolutamente. Sempre giovani perché insomma sono questi. Poi la caratteristica del giovane è quello di non abbattersi, e di avere sempre idee nuove da voler mettere in atto. Sì, infatti la Regione Calabria non fa degli avvisi settoriali, proprio perché spesso i tecnici, diciamo così, nei nostri uffici non abbiamo idea di quelle che sono le propensioni, le capacità, le opportunità del territorio, quindi lasciamo che sia il territorio a parlare e quindi a proporre idee. E guarda, proprio a questo proposito, visto che comunque è un programma sia ampio dal punto di vista anche delle possibilità che possono riguardare i giovani, ma è un programma che ormai c'è da qualche anno, è cambiato forse nell'ultimo anno e mezzo, negli ultimi 2 anni, i risultati che voi state avendo da questo programma quali sono? Allora, sicuramente da un'analisi fatta sul pregresso possiamo dire che sono 78.000 i ragazzi iscritti al programma, ai quali si vanno ad aggiungere diciamo così, i non-NEET. Le politiche erogate, come dicevo prima, sono 11.000 tirocini sul territorio regionale negli ultimi 4 anni, oltre 400 attività imprenditoriali finanziate, tra le quali ci sono anche attività rientranti nel settore dell'agricoltura, così come anche i tirocini. Quindi certamente ci si rende conto, abbiamo avuto prova che il programma è un programma interessante e che ha una grande potenzialità. È necessario inoltre ricordare una cosa: i giovani che percepiscono il reddito di cittadinanza possono o addirittura devono necessariamente avere delle politiche attive. Quindi non esiste l'incompatibilità tra le misure di garanzia giovani e il reddito di cittadinanza. Anzi, questo forse oggi costituisce lo step successivo a quello che era la finalità del cosiddetto reddito di cittadinanza. Sì, certamente. Allora, un'ultima domanda in modo da chiudere questo quadro su questa opportunità. Parlando del discorso garanzia giovani, il discorso rivolto all'autoimpiego, noi abbiamo parlato anche di risultati, anche di mondo agricolo. Noi quando parliamo di questo tipo di finanziamenti, soprattutto per chi ci ascolta, in cui parliamo spesso di agricoltura, si parla di bandi, quindi un bando con un'apertura e una scadenza. Garanzia giovani invece non è un bando a scadenza, no. Sostanzialmente. In realtà tutti i bandi di garanzia giovani per i giovani non hanno una scadenza, sia per dare la serenità nel caso dei tirocini alle aziende di decidere in qualunque momento, di valutare la propria necessità o comunque il momento più adatto per seguire un tirocinante, perché poi di fatto questo trattiamo, sia l'accompagnamento al lavoro ma anche l'autoimpiego. Sono bandi sempre aperti, i giovani possono in qualunque momento aderire al programma, in qualunque momento iscriversi al centro per l'impiego e in qualunque momento chiedere e ottenere una misura di politica attiva concordata con un professionista a disposizione, professionista che incontrerà al centro per l'impiego o anche agli enti erogatori dei servizi per il lavoro
accreditati come organizzazione sì. Siamo molto vicini a questo tipo di politiche e tentiamo anche poi di fornire assistenza da questo punto di vista, sia nei rapporti che abbiamo con voi come Regione e sia soprattutto per quanto riguarda i giovani. Quindi io non posso che ringraziarla per essere stata con noi oggi e quindi nel ringraziarla vi do appuntamento alla prossima puntata.